Direttore Benazzi, oggi è stata presentata una novità in tema di sede vaccinali. Ci può spiegare meglio di cosa si tratta? Allora, intanto un ringraziamento va a tutti gli operatori, del dottor Pattelli, dottor Bonsembiante, dottoressa Bonato, per aver aiutato ad arrivare a questo bellissimo risultato che abbiamo condiviso col sindaco Stefano Soldan, che è quello di portare le vaccinazioni, anzi riportare le vaccinazioni in quartiere del Piave. Pieve di Soligo è centrale rispetto a tutti i comuni che intorno hanno sempre fatto riferimento a Pieve di Soligo, 34.000 abitanti, quindi un gruppo importante di persone che afferiranno per fare tutte le vaccinazioni, dall'età diciamo 0 minori fino agli over 65 ed oltre, per fare vaccinazioni per i minori e vaccinazioni per gli adulti, dal pneumococco all'antinfluenzale, al zoster, eccetera. Quindi una serie di vaccinazioni che vengono fatte tutte nel quartiere del Piave. Durante la presentazione di questo progetto però ci diceva che in provincia non tutte le zone hanno un tasso di adesione insomma equo, ecco. Ci può spiegare magari quelle zone un po' più critiche tra virgolette, ovviamente? Diciamo che il distretto di Pieve di Soligo come il distretto di Treviso hanno sostanzialmente un tasso di adesione che supera il 95%, dal 94 al 95%. Abbiamo la zona della Pedemontana per retaggi storici, questo fatto di essere un po' lontani dal concetto delle vaccinazioni come immunizzazione, dove il tasso viaggia dall'84 all'87%, una realtà che purtroppo c'è da anni e su questo stiamo molto lavorando noi e la Regione per ovviamente far passare il fatto che vaccinarsi fa bene per evitare certe patologie che possono essere importanti e creare grossi problemi soprattutto alle persone fragili e ai minori, in modo tale da poterli garantire rispetto a certe patologie che vanno dalla polmonite virale al fuoco di Sant'Antonio a gastroenteriti importanti, quindi vaccinarsi è fondamentale, ci si salva da patologie che potrebbero essere anche letali.